Siamo con l'onorevole Enzo Fontana, vicepresidente della Commissione Sanità, per parlare proprio e fare il punto su questa nuova rete ospedaliera di cui la Sicilia si doterà. Ecco, quali novità arriveranno? Intanto aver chiuso questa pagina è un fatto straordinariamente importante per la Sicilia, che si doterà appunto di questa rete ospedaliera su cui lavoriamo tra l'altro da tanti anni, dal 2014, e finalmente abbiamo chiuso questa pagina, che significa dare speranza ai siciliani, ottimizzare l'offerta sanitaria e quindi renderla più efficiente e più efficace, e dare anche certezza ai numerosi precari, che sono tantissimi, che da anni lavorano presso le strutture sanitarie e che purtroppo sono stati sempre prorogati come precari e non hanno avuto appunto certezza del loro lavoro. Adesso sarà possibile quindi attivare tutti i meccanismi che riguardano appunto la stabilizzazione del precariato, attivare i concorsi, attivare le mobilità e soprattutto ottimizzare l'offerta sanitaria, che è importantissima, perché prevede intanto, come posti per acuti sono stati ridotti, ma credo pochissimi posti, ma sono stati sviluppati tantissimi altri posti per quanto riguarda la riabilitazione, la neuroriabilitazione e la lungodegenza, considerato che ormai l'età media è notevolmente aumentata e quindi le patologie che si vedono oggi sono patologie legate proprio alla terza età, quindi dall'Alzheimer alle demenze senili, alla riabilitazione in genere, e quindi tutto questo migliora la situazione in Sicilia. È chiaro che si poteva fare anche di più, si poteva fare anche meglio, però oggi dobbiamo anche accontentarci di questo, perché purtroppo il recinto che è stato disegnato, visto che noi siamo una regione che dovevamo comunque operare dei tagli, e devo dire che negli anni ci siamo anche riusciti, però abbiamo un confine da rispettare. All'interno di questo confine poi potevamo anche muoverci un po' liberamente, insomma, scegliendo alcune strategie piuttosto che altre. Insomma, finalmente è stato raggiunto comunque questo equilibrio, lo abbiamo anche votato positivamente in commissione, e devo dire che la provincia di Agrigento tutto sommato ne esce a testa alta, perché considerate che due ospedali di riferimento sono ospedali SPOC come Agrigento e Sciacca, su Licata e Canicattì sono ospedali riuniti, per cui tutto sommato non cambia nulla, ma anzi l'impalcatura esistente resta così come ha funzionato fino ad oggi, e poi Ribera, che anche questa viene mantenuta e soprattutto viene sviluppata per quanto riguarda la neuroriabilitazione e la riabilitazione in genere. Quindi io credo di poter esprimere tutto sommato un giudizio positivo su come è stata votata la rete. Certo, cose da migliorare ce ne saranno e ce ne sono, e nel tempo è possibile, perché anche la rete stessa è emendabile, per cui nel tempo è possibile poi portare anche degli emendamenti o comunque dei cambiamenti che possono ulteriormente migliorare quella che è la struttura sanitaria in genere in Sicilia.